Sono indagati per omicidio colposo i genitori della piccola Yakut, la bimba di 2 anni morta sabato pomeriggio dopo essere caduta in un canale nelle campagne di Stanghella. La procura di Rovigo ha aperto un'inchiesta disposta all'autopsia sul corpicino della bimba che ad agosto avrebbe compiuto 3 anni. L'incarico potrebbe essere già affidato in giornata. I carabinieri stanno ricostruendo gli ultimi istanti di vita della bambina, sfuggita alle attenzioni dei familiari mentre stava giocando con degli amichetti. Secondo i primi accertamenti medico-legali, Yakut sarebbe morta per annegamento. Il suo corpicino è stato ritrovato riverso nell'acqua del canale che corre parallelo lungo il Gorzone a circa 200 metri dall'abitazione dove si trovavano i genitori. La piccola con la famiglia abitava a Mestre. Sabato pomeriggio era andata a trovare dei connazionali che vivono in via Canaletta a Stanghella. I bimbi stavano giocando poco lontano dai genitori. Verso le 17:30 l'allarme, nessuno vede più Yakut. Dopo 10 minuti di ricerche la famiglia allerta i carabinieri, arrivano anche i vigili del fuoco. Dopo 2 ore di ricerche le speranze svaniscono. Intorno alle 19:30 il corpicino della piccola viene visto affiorare dalle acque del canale. Abdelkaim Affan, 44 anni, il papà e la mamma, Fatima Affan, di 29, sono stati ascoltati dai carabinieri. La procura ha aperto un fascicolo con l'accusa di omicidio colposo. Al momento un atto dovuto per compiere tutti gli accertamenti necessari per ricostruire la dinamica di una tragedia che ha distrutto una famiglia.